Ieri è stato firmato quindi un accordo per la valorizzazione delle aree archeologiche e della Basilica Patriarcale di Aquileia, un accordo tra la Regione e il Ministero della Cultura, 13 milioni di euro, un accordo unico a livello nazionale. Abbiamo in collegamento con noi il sindaco di Aquileia, Emanuele Zorino, eccolo, lo vediamo. Salve, buongiorno sindaco. Buongiorno a tutte le telespettatrici e telespettatori, buongiorno. Allora, un commento su questo accordo che diciamo, cambierà diciamo, il volto ad Aquileia, rendendola ancora più funzionale ai visitatori e dando maggior respiro in un periodo, sappiamo, di crisi per queste aree culturali a causa del Covid. Sì, l'accordo firmato ieri dalla Regione con la Soprintendenza, col Ministero della Cultura e con la Segretariato regionale Pensate. è un accordo effettivamente storico. È stato detto bene, insomma, si parla di un patrimonio di investimento di oltre 13 milioni di euro, a cui in realtà si potranno sommare altre diciamo, risorse che sono chiaramente in questo momento concentrate su Aquileia. Questo è solo la fine, diciamo, di un lungo percorso durato quasi un anno, nella quale appunto si stava cercando una modalità per riuscire diciamo, a mettere in campo e cantierare praticamente tutta una serie di iniziative che erano state già in precedenza individuate e fra l'altro finanziate, ma che non avevano uno strumento capace, voglio dire, appunto di spendere. Per chi logicamente non segue l'amministrazione pubblica, forse c'è da fare una piccola puntualizzazione. Certe volte veramente la situazione attuale anche di tante strutture pubbliche a livello proprio di personale e quindi anche di competenze da un certo punto di vista trova una difficoltà nella capacità di spesa. Questa è una cosa paradossale se ci pensiamo, però purtroppo è una realtà. Diciamo che l'intuizione della Regione Friuli Venezia Giulia, che ha risposto prontamente a una richiesta fatta dalla soprintendenza, invece va verso una via virtuosa, ovvero una collaborazione fra gli enti, e tutto ciò logicamente c'è anche il Comune di Aquileia che ha fatto ulteriormente un'altra convenzione poi con la Regione proprio per condividere sia spese di personale che uffici, spazi, logistica, perché l'ufficio unico avrà sede ad Aquileia appunto, e diciamo, sarà composto il suo interno da dipendenti che vengono da realtà regionali e dalla soprintendenza in collaborazione con logicamente anche l'ufficio tecnico del Comune di Aquileia. Tutto ciò porterà a un fluidificarsi, voglio dire, di quelle che sono le azioni a livello dei lavori, quindi riuscire a spendere sicuramente i 13 milioni, ma non solo, perché anche per Aquileia questo strumento rappresenta un upgrade, perché il Comune di Aquileia, che è una piccola amministrazione perché conta 3.500 abitanti e di conseguenza ha una struttura organica basata sul numero di abitanti e su quelle che sono le entrate logicamente, si trova tante volte a dover affrontare tutta una serie di appunto di burocrazie che non sono quelle di una classica città. Quindi applicare questo tipo di strumento all'interno della città è sicuramente una sperimentazione molto interessante e che sicuramente porterà dei suoi benefici. Sindaco, le rubo la parola di bocca perché leggo anche quello che è dalla nota della Regione, che si parla di 3 milioni di euro per il porto di Aquileia, 3,5 milioni di euro per l'ex Essiccatoio Nord, vari interventi per il miglioramento dell'accessibilità delle aree archeologiche per 2 milioni di euro, 4,6 milioni di euro per Basilica e Campanile, 150 mila euro per Casa Bertoli e anche 211 mila per il Cimitero degli Eroi. Qual è stato l'impatto del Covid su un'area culturale come la vostra di pregio? Ma logicamente il Covid ha colpito tutte le fasce della nostra società. Lo vediamo dalla scuola alla comunità, fino a proprio le persone. Attualmente si stanno amplificando quelli che sono i risvolti logicamente sulla società di questo periodo orribile che stiamo vivendo. Ma sicuramente sulla fascia logicamente legata al turismo e quelli che sono
tutti gli operatori che operano all'interno del mondo della cultura, il colpo è stato grosso. Quindi anche da questo punto di vista sicuramente diciamo, questo accordo siglato ieri, che ripeto è uno strumento veramente importante per accelerare tutta una serie di operazioni sul nostro territorio, se non altro anzi sono esclusivamente, sono un ottimo manifesto per il futuro, ovvero anche una speranza da riuscire a mettere a disposizione dei territori le risorse, perché in questo momento economico preciso è un dovere morale quello di riuscire a essere anche da questo punto di vista proattivi. Sindaco, c'è anche una polemica legata al fatto della presidenza della Fondazione Aquileia che manca, insomma, dopo l'addio di Zanardi Landi. È una polemica che è venuta fuori ieri anche attraverso l'ex assessore regionale Torrenti. Lei cosa si sente di rispondere? Sì, mi è capitato di leggere la velina appunto di questa dichiarazione. Allora, penso che questa operazione dell'ufficio unico prescinde in realtà da tutti quelli che sono i discorsi legati a quello che è successo recentemente sul cambio o comunque sulla vacanza di quella che è la presidenza di Fondazione Aquileia. L'ufficio unico non è assolutamente un doppione della fondazione, anzi ha proprio per la sua struttura, voglio dire, una mission anche molto specifica e, come si è detto, ragiona anche in termini di città, perché come si è detto anche ieri in conferenza stampa, io penso a un'altra grande e importante notizia che è storica per Aquileia, perché è vero che ci sono questi 13 milioni, ma va ricordato che recentemente a dicembre, in fase di approvazione di bilancio, la Regione ha stanziato 21 milioni per una grande opera veramente strategica che permetterà ad Aquileia di mantenere quello che è il suo diciamo, blasone di città patrimonio dell'UNESCO, ovvero l'investimento, i fondi per realizzare la cosiddetta bretella est. Ecco, questa è un'altra opera che logicamente coordinata e omogenizzata tutte quelle che sono le opere di valorizzazione all'interno e di cui c'è bisogno, fra l'altro, immediatamente di mettere i ferri in acqua, diciamo, sarà sicuramente compito dell'ufficio unico riuscire ad agevolare insieme ai bravissimi tecnici e alla bravissima struttura di FVG Strade un progetto che è un progetto epocale. Quindi Fondazione Aquileia non ha perso la sua diciamo, funzione, anzi continua molto bene dal punto di vista di quelle che sono la gestione di tutte le aree archeologiche e il patrimonio che in questo momento gestisce e che è enorme e che sicuramente è merito di Fondazione Aquileia se oggi Aquileia ha un altro tipo di approccio e sicuramente anche un tipo di visione da parte di chi la viene a visitare. Quindi io non metterei, voglio dire, in contrapposizione strumenti che esistono, che sono stati costruiti per Aquileia, che servono tutti alla realizzazione di un grande progetto, che è quella di questa città della cultura, città parco archeologico vivo, e penso che bisogna semplicemente, tra l'altro nella convenzione c'è scritto chiaramente che Fondazione prenderà parte, o potrà prendere parte, voglio dire, a quelle che sono, e utilizzare, tra l'altro, questo strumento, che sicuramente cambierà le sorti del futuro. Quindi in quel momento poi, fra l'altro, così preciso come quello che stiamo vivendo e che è molto difficile proprio a livello di amministrazione pubblica, secondo me polemizzare non è l'azione giusta. Insomma, bisognerebbe cercare, come giustamente ha ricordato ieri appunto il Presidente Federiga, l'alleanza istituzionale è la soluzione per uscire da questo momento, uscirne bene e uscirne anche, permettetemi, in maniera veramente grande. Grazie Sindaco per questo suo intervento, grazie mille, buon lavoro. Grazie a voi e buona giornata.